vedo il fumo, che ho anche fotografato, che sale da un lato di Washington. Era appunto il fumo dello schianto dell'aereo sul Pentagono. Saliamo nel pulmino, naturalmente annullato l'incontro alla Casa Bianca, e in qualche modo cerchiamo di raggiungere l'ambasciata italiana. Flavio Zanonato, ex sindaco di Padova, l'11 settembre del 2001 si trovava a Washington insieme ad una delegazione di consiglieri regionali per un incontro alla Casa Bianca sul federalismo americano. Ricorda perfettamente gli istanti in cui vide il fumo nero in cielo, un aereo aveva appena colpito il Pentagono. Minuti concitati in cui le formazioni erano le più disparate fino alla notizia appresa mentre cercava di raggiungere l'ambasciata italiana. Mi ricordo con l'altoparlante del pullman che stava ricevendo un notiziario radio, viene detto una torre si è collassata, collasso. Ma è impossibile, come fa a collassare una torre, una delle Twin Tower? E poi anche l'altra collassa. Arriviamo all'ambasciata dopo 2 ore in un traffico impazzito, con poliziotti e poliziotte per la strada che piangevano, lacrime incredibili agli occhi di queste poliziotte. Il dolore della popolazione americana è ancora impresso nella memoria dell'ex ministro ed ex sindaco di Padova. Da Washington in pullman per raggiungere il Canada e per tentare il rientro in Italia, l'immagine di una New York sotto assedio. Da Washington per andare a Ottawa si passa nelle vicinanze di New York, c'era scritto New York chiusa. La strada non si poteva entrare a New York, la strada era chiusa, l'autostrada. Da qui la volontà di rendere omaggio alle vittime del World Trade Center, portando a Padova nel 2005, negli anni in cui era sindaco, il monumento Memoria e Luce che conserva un pezzo di lamiera delle Torri Gemelle.